Buongiorno a tutti, grazie a tutti coloro che si stanno collegando e soprattutto grazie ai presenti qui in sala stampa del Palazzo Farofini, nella sede del Consiglio regionale del Veneto, in sala Fallaci. Quindi buongiorno a tutti voi, benvenuti, grazie ancora di essere qui. Desidero fare anche un saluto particolare alle istituzioni, non solo al nostro regista Rocco Cosentino e tutti i presidenti delle associazioni che citerò, ringrazierò, ma anche tutte le istituzioni presenti. Sono davvero felice di ospitare questa conferenza stampa come presidente della sesta commissione consigliare regionale che si occupa di cultura, spettacolo, lavoro, formazione, ma soprattutto anche turismo, istruzione, ricerca, università, sport, insomma molte competenze e molto anche da lavorare. Ma per me è davvero un grande onore, un motivo di profondo orgoglio ospitare qui quest'oggi e presentare qui quest'oggi un progetto cinematografico che io ho definito straordinario, Il coraggio di cambiare. Saluto quindi voi tutti, in particolare desidero salutare e ringraziare tutti gli ospiti che sono qui in sala, ma anche particolarmente il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon, grazie sindaco, l'assessore Antonia Perozzo, che abbiamo l'orgoglio e la felicità di ospitare in questa sede, l'assessore di Galzerione Terme Valeria Lunardi, grazie assessore anche a lei, il consigliere provinciale Luigi Sabatino, grazie di essere qui, anche la provincia di Padova è presente, il regista del film Rocco Cosentino, la nostra luce, il presidente dell'associazione Aiutismo APS, Cesare Giarretta, l'amico Alessandro Solan, che insomma è anche responsabile di produzione, se non sbaglio, quindi grazie di essere qui. Insomma, voi tutti presenti, grazie davvero di questo tempo che siete riusciti a trovare per essere qui in questa conferenza stampa. Dicevo, perché questo progetto è così importante per la nostra regione? Perché unisce la promozione culturale alla valorizzazione del territorio e ha un messaggio umano del valore, io definisco inestimabile, incalcolabile e inestimabile. È un messaggio sociale e culturale potentissimo e il coraggio di cambiare nasce dall'impegno dei genitori di Aiutismo APS in collaborazione con l'associazione Officina delle Idee e attraverso la storia della protagonista, magari poi verrò richiamato all'ordine, ma attraverso la storia della protagonista Clara, il film affronta temi cruciali come l'autostima, il riscatto, la libertà delle donne, vuole abbattere i pregiudizi e i tabù sulla disabilità e sull'inclusione. Ci ricorda che l'autenticità e la dignità non hanno e non devono avere né età né barriere. Vedete, in Consiglio regionale in questi mesi abbiamo affrontato moltissimi di questi temi e aggiungo anche quello giovanile, che è uno dei temi in evidenza dell'attività legislativa e non solo, anche della Giunta regionale del Veneto in questa nuova legislatura, ma molto è stato anche riportata l'attenzione su quello che è il tema delle donne, della riconoscimento e valorizzazione delle figure della donna e soprattutto del rispetto della donna e non solo. Il cinema, questo è il cinema, dottor Cosentino, che noi pensiamo e siamo sicuri che valorizza il Veneto, perché come Commissione guardiamo con grandissimo favore a opere che sanno raccontare la nostra terra. Le riprese coinvolgono tante location splendide, come ne ricordo, spero anche tutte, senza trascurare nessuno: Cittadella, Galzerione Terme, Fontaniva, San Martino di Lupari, Castelfranco Veneto, toccando anche la vicina provincia di Pordenone, se non sbaglio. L'uso del dialetto veneto, l'impiego e il coinvolgimento di attori affermati assieme a giovani al loro primo esordio, il lavoro di tante maestranze locali rendono, secondo me, questo film davvero un prodotto autentico, di culturale autentico, identitario, soprattutto radicato nella nostra comunità. Si sente forte, coinvolta il territorio, si sente forte, coinvolta la comunità. Ecco allora che voglio concludere, prima di lasciare la parola al nostro regista Rocco Cosentino, in una riflessione che penso possa essere così narrata. Le iniziative come queste dimostrano quanto la cultura e lo spettacolo possono farsi veicolo di coesione sociale e di sviluppo per il territorio.
coinvolgendo anche le realtà produttive, soprattutto locali, che stanno sostenendo questo progetto. Ringrazio davvero tutti coloro che hanno posto come prioritario il desiderio di sostenere questo progetto e soprattutto mettendo cuore e professionalità in questo film. Io cedo la parola adesso per i saluti istituzionali al consigliere provinciale Sabatino, che invito a venire qui alla mia destra per un saluto istituzionale della provincia di Padova, per poi passare al sindaco di Cittadella Luca Pierobon e gli assessori presenti per i saluti istituzionali. Grazie di essere qui, prego consigliere. Allora, intanto grazie al Presidente della Sesta Commissione, Enoch Sonanzo, il consigliere Enoch Sonanzo, che è un amico e che comunque ha voluto dare lustro e spazio in questa sede istituzionale a questo progetto che, come ha ben spiegato lui, unisce la valorizzazione del territorio e comunque la cultura, quale noi abbiamo come Comune di Cittadella, abbiamo molta attenzione per questo importante settore della nostra vita, della nostra storia e soprattutto della cultura veneta, unita a due importantissimi messaggi: il superamento di quelle che sono le barriere per la disabilità, e quindi con l'associazione Aiutismo e con il direttore di produzione Alessandro Orsolan e con il presidente dell'associazione Aiutismo Cesare Giaretta, che si stanno adoperando molto per dare importanza a questo tema, e anche per ricordare che comunque le donne sono in grado e saranno sempre in grado e sono sempre state in grado di superare da sole qualsiasi barriera. Io porto ovviamente l'impegno anche della provincia ad organizzare una conferenza stampa di questo tipo nel prossimo settembre. Ringrazio ancora tutti quanti e in bocca al lupo a tutti gli attori, sia ai professionisti che alle comparse, e quindi ci vediamo poi quando sarà la proiezione. Buona giornata a tutti. Grazie Luigi Sabatino. Signor Sindaco, prego, grazie di essere qui. Il Sindaco Luca Pierobon insieme all'assessore presente, che poi avrò Antonio Perozzo, che avrò il piacere di presentare. Insomma, Cittadella è uno dei borghi più belli del nostro territorio. Adesso io parlo un po' da padovano, se qualcuno mi tirerà le orecchie, però tra i più belli del nostro territorio, ma tra i più belli del nostro paese. Quindi per noi, Sindaco, avere qui la prima istituzione rappresentata per accompagnare questo progetto ci rende ancora più orgogliosi, quindi ti ringrazio molto. Grazie Presidente Soranzo, io ringrazio te perché questa, ma l'abbiamo percepita insomma da subito, è una grande opportunità, perché lo spazio che la Regione, che tu hai voluto concedere, lo spazio della Regione Veneto, è uno spazio che dà pubblicità a un progetto sicuramente straordinario. Di film se ne parla tanto, no? Perché comunque abbiamo la fortuna di avere un territorio che, come diceva il Presidente della Commissione, si presta moltissimo, perché è bellissimo da vedere, non solo Cittadella, ma tutto il Veneto, in particolare anch'io, insomma, sono un po' profeta in patria, il padovano è sicuramente molto, molto bello e si presta. Però qui parliamo di un film un po' diverso. Parliamo di un film che ci porta a una riflessione. Intanto la prima riflessione è, non so quante volte sia capitato di vedere che un'associazione che si occupa di ragazzi disabili, quindi di ragazzi autistici, fa da produzione, da produttore. Questa penso sia una novità, secondo me, unica non solo in Veneto ma in Italia. E questo fa capire anche la lungimiranza del regista di Rocco Consentino, che noi abbiamo la fortuna, ecco, di avere, no, nel nostro territorio, è venuto a vivere nel nostro territorio, e negli anni ha sempre fatto dei progetti che si tagliano un po' fuori da quella che è la realtà cinematografica, dei progetti che vanno a rappresentare la realtà del territorio, soprattutto culturale, ma oggi ci spostiamo su una realtà che è un po' più diversa, è una realtà che magari facciamo fatica ad incontrare, no? Perché la incontriamo nel momento in cui magari abbiamo un parente, un familiare, un amico che ha una realtà di questo tipo. Invece
invece qui Rocco vuole portarci a riflettere. Il coraggio di cambiare, già nel titolo si capisce che si parla di un qualcosa di dentro, di introspettivo, cioè di un qualcosa che uno deve prima cambiare dentro, no? Perché deve disinteressarsi da quello che fuori si dice o quello che fuori si fa. E penso che la forza di questo film la daremo noi. In che senso? La daremo noi nell'andarlo a vedere, nel portarlo in giro, nel pubblicizzarlo, nel farlo conoscere. Questa è la forza del cambiamento, perché gli argomenti che si andranno a trattare su questo film, che il Presidente ha un po' introdotto, sono degli argomenti che magari noi pensiamo normali, perché nella quotidianità sicuramente noi conosciamo tantissime persone che questi argomenti li stanno vivendo nella propria persona, li stanno anche subendo, però non ci preoccupiamo mai del passo successivo, di cosa quella persona prova, di cosa quella persona deve fare. Ecco, quindi penso che la forza di questo film sta nel chi l'ha voluto, quindi l'associazione Aiutismo, che è un'associazione importante del nostro territorio, che ha sede a San Martino di Lupoli, ma che collabora con tante amministrazioni del territorio, ma anche nella volontà di Rocco, che da buon regista, quindi legato al mondo culturale, legato al mondo della cinematografia, ha visto un po' più lontano di qualche altro suo collega. Quindi l'augurio che faccio come sindaco di Cittadella è che questo film veramente, Rocco, possa andare arrivare in tanti posti, in tante città, in tante realtà, non solo del Veneto ma anche d'Italia. Grazie ancora. Grazie Sindaco, grazie davvero. Adesso invito nel salutare anche l'amico, insomma, amministratore, anche se di Tre Baseleghe, ma è vicino al territorio Emil Milani, che è insomma qui presente con noi, grazie, un'altra istituzione. Invito l'assessore Antonio Perozzo di Cittadella a accomodarsi, che sta guidando questo grande progetto con tutta la sua forza, non solo professionalità e capacità, perché quella è riconosciuta, ma la sua forza e passione che ha nel cuore. Prego. Ci proviamo. Buongiorno a tutti. Per me è un onore essere qui oggi come assessore alla cultura del Comune di Cittadella. Questo progetto secondo me è un progetto bellissimo, infatti ringrazio veramente Rocco per averci dato la possibilità di partecipare, perché come ti dicevo mi ha colpito molto il titolo, il coraggio di cambiare. Andare oltre gli stereotipi, cioè fa riflettere che ancora oggi una donna debba decidere di avere coraggio per cambiare. Quindi è un film, secondo me, da una forza travolgente, quindi veramente va oltre gli stereotipi, va oltre il pregiudizio, quindi veramente un film con un tema tanti temi veramente importanti. Non mi dilungo molto su quello che ha già detto il nostro sindaco, dove c'è l'associazione Aiutismo, e quindi veramente un bellissimo progetto che abbiamo avuto la fortuna di sostenere. Ecco. Grazie a Assessore, voi. complimenti per il grande lavoro, insieme i complimenti anche in primis al Sindaco Piero Bonne. Adesso invito l'assessore di Galziniano Terme, Valeria Lunardi, grazie di essere qui, un altro comune toccato e che insomma sta ospitando questo progetto cinematografico, prego, e grazie di essere qui. Buongiorno a tutti, grazie Presidente dell'invito, grazie a Rocco Cosentino dell'invito. Noi in realtà come comune siamo venuti a conoscenza relativamente in modo recente di questo progetto di cui la protagonista è una nostra concittadina che con molta delicatezza, esatto, Clara, che con molta delicatezza e con molta grazia ha cercato di coinvolgere noi come amministrazione e da subito abbiamo trovato questo progetto veramente qualcosa di entusiasmante. Ho avuto modo di incontrare Rocco e la narrazione di come è nato e della storia e di quello che sarà e dei valori che vorrà portare questo progetto veramente ha entusiasmato me e ha entusiasmato il sindaco, di cui porto i saluti, il sindaco Riccardo Masin. Io ringrazio. Te lo saluti tanto. Grazie, senz'altro sarà fatto. Io auguro un buon lavoro a tutti i protagonisti, a Rocco, ma anche a tutto lo staff, e complimenti davvero al Comune di Cittadella per l'enorme lavoro. Fra l'altro Rocco mi ha proprio raccontato della bellissima esperienza che ha avuto con l'assessore alla cultura e di come l'assessore alla cultura ha da subito valutato questo progetto come un progetto assolutamente meritevole di essere portato avanti e di essere supportato e di essere diffuso quanto più possibile. Su questo ringrazio anche la Regione Veneto per lo splendido lavoro e supporto. Grazie a tutti ancora. Grazie Assessore, un bel tandem di assessori con grande energia e con grande impegno.
Io avrei, credo, terminato i saluti istituzionali. Io darei il benvenuto con un applauso e un ringraziamento al nostro regista Rocco Cosentino, che chiederei al regista Cosentino di illustrarci nel dettaglio lo sviluppo di questo straordinario progetto, che come nelle parole e anche, insomma, molti cittadini, meglio dire, la cittadinanza, la comunità ha già appreso di quanto che è portata a questo progetto, però insomma quest'oggi in Regione Veneto è l'occasione per ribadire alcune sicuramente informazioni o alcuni messaggi già arrivati, ma lo facciamo da una sede istituzionale, la più rappresentativa del Veneto possibile, che è il Consiglio regionale del Veneto. Prego. Beh, parole dette fino adesso mi hanno spiazzato letteralmente, quindi sono emozionato veramente profondamente, anche perché poi mi sento investito poi di un come posso dire, di un lavoro enorme poi di risultati. Noi speriamo possa essere il meglio possibile. Grazie a tutti, è quasi scontato, ma è assolutamente doveroso, a partire dalla Regione Veneto, che ha deciso, anche grazie alle 2 lettere che hanno mandato sia il Presidente Luca Zaia che l'amico Soranzo alla conferenza stampa di Cittadella, ovviamente non per scusarsi, ma per comunicarci che non potevano essere presenti, che mi hanno veramente lasciato senza parole, essendo io logorroico, quindi è difficile. Però di fatto è l'obbligo di ringraziare questa scelta per un progetto, chiaramente partendo dalla regione, arrivando alla provincia. A Cittadella sono a casa, quindi grazie. Il sindaco mi mette sempre in imbarazzo quando facciamo le conferenze stampa in sala consigliare, dice fai quel che vuoi a casa tua, no? Però questo mi fa molto piacere sicuramente. Il coraggio di cambiare è una cosa strana che nasce da un mio, io li chiamo incubi, ma molti anni fa ho scritto 10 righe di soggetto. Il soggetto è ripeto, 10-15 righe che si scrivono prima di realizzare la sceneggiatura. È quello che viene sottoposto poi alla produzione per capire se questa cosa piace, un po' il tema. Poi lasciai in un cassetto e rimase lì per anni e anni. Casualmente, attraverso una serata di un concorso di bellezza, io ho conosciuto, perché di fatto, il mio personaggio, e sono rimasto così, perché è questa Clara, protagonista, che è una signora sessantenne, o comunque non più giovanissima, che deve andare in pensione, lavora, è responsabile dell'ufficio anagrafe. In quale comune l'abbiamo girato? Ovviamente a Pordenone, quando il sindaco mi dice giri qui, va bene, l'abbiamo fatto lì, e quindi deve andare in pensione. E ovviamente, come tutte le cose, o come spesso accade, questo momento non è per alcuni magico, ma anzi può diventare non problematico, ma sicuramente un po' ansiotico, no? Perché cosa farò, adesso cosa faccio, finirà il rapporto. Ecco. Perché abbiamo fatto questa scelta? Perché la figura di un responsabile dell'ufficio anagrafe incontra il mondo, perché il paese o la città, vuoi o non vuoi, ma all'ufficio anagrafe comunque andrà prima o poi. Clara ha non un segreto, sì, è un segreto, io l'ho chiamato segreto, ma ha un suo desiderio recondito, nascosto, come come ognuno di noi. Il suo desiderio è il burlesque. Lei cerca di farlo da tanti anni, ma non l'ha mai fatto in realtà. Lo fa solo segretamente, quindi perché? Perché cerca di, come posso dire, utilizzare, o meglio, vivere, no, la sua femminilità, la sua bellezza. Il burlesque, non so, sapete, è storico, non ha niente a che vedere con spogliarelli o cose strane, ma è proprio una forma d'arte molto, molto carina e molto interessante, pudicissima, non ha nessun tipo di che, ma ovviamente una persona di quell'età in una città piccolina, potreste immaginare cosa, no? Si può immaginare anche cosa potrebbe accadere. A questo punto questa donna, per 1000 motivi, che non vi dirò ovviamente, inciamperà su una serie di altre figure femminili che casualmente
vive, no, o vivono una serie di situazioni che sono state per loro problematiche, no? Quindi legate al fatto di dover aver non scelto di essere quella, ma di aver dovuto, no, fare solo la mamma, solo la di casa, solo questo, solo quell'altro, dimenticando o mettendo da parte quelle che sono le aspettative, i sogni di ognuno, no? Perché molto spesso noi scegliamo di non vivere troppo bene, no? Non è una condizione, scegliamo a volte di fare cose perché se no la gente cosa dice, no? Questo vale dal famoso dalle Alpi alle piramidi, no? Esatto. Quindi tecnicamente ho immaginato di sviluppare questo percorso cominciando a scrivere una vera e propria sceneggiatura, perché mi hanno chiesto perché non facciamo questo film? Ragazzi, non è che funziona così. Per fare un film ci vogliono le persone, la produzione, ci vuole del denaro, quindi messo in moto questo meccanismo, l'associazione Aiutismo con la quale collaboro da anni, io ho chiesto, dico può far piacere questo? Sì, e quindi nessuno mi ha detto di no fino adesso, grazie a Dio, e abbiamo cominciato a mettere in moto questo meccanismo. La vita di una mamma, di un ragazzo autistico è una vita chiusa, no? Che finisce lì, la mattina e finisce la sera. In quel contesto invece ci possono essere situazioni che magari che la persona può vivere anche nonostante tutto, no? Ma che mamma sei? Non so se avete mai sentito dire queste cose, no? O che persona sei? Perché? Pregiudizi, abitudini, no? Educazione, che non è negativo in assoluto, però condiziona fortemente. Fatto questo, di notte ho cominciato a scrivere la sceneggiatura e un po' per volta abbiamo cominciato ad allargare tutto tutto quello che era il cast, la troupe, perché ci vogliono persone che hanno risposto in maniera amabile, incredibile, unitamente al fatto che abbiamo cominciato a bussare alle porte, ma non per elemosinare. L'associazione Aiutismo non elemosina nulla, propone delle cose. Chi decide? Ed è stato veramente molto carino, se non dire sorprendente, piacevolmente, che aziende anche molto importanti, l'ultima di qualche giorno fa è Elite, che il sindaco conoscerà, o comunque conoscerete anche voi, azienda leader nel mondo, loro fanno accessori per le biciclette, ma insieme a Eureka, insieme alla banca, cioè, stiamo muovendoci in maniera molto forte. Notizia di 2 giorni fa, il Presidente parlava di zone limitrofe, il Comune di Pordenone ha ufficializzato il suo patrocinio e questo ci ha un po' spiazzato, perché poi vi spiegherò tra breve il motivo perché siamo finiti a Pordenone e perché ci hanno fatto dei complimenti, ci hanno detto delle cose che mi hanno lasciato veramente senza parole ed è difficile per il sottoscritto, perché ciò che diceva l'assessore Perozzo, Antonia, è quello che stanno percependo un po' tutti. Allora mi sono chiesto, ma allora forse abbiamo messo insieme, abbiamo fatto un incastro che sta funzionando. Il risultato non lo so. Abbiamo terminato il trailer sto terminando un trailer qualche giorno fa. Lo diciamo subito, Presidente? Devi dirlo tu. Ah, devo dirlo io? Sì, per forza, siamo a casa vostra. Il regista Rocco Cosentino mi vuole dare l'imbeccata e mi dà anche l'occasione di portare i saluti e il sostegno. Non potevano essere presenti sia del Presidente Stefani che dell'assessore Mantovan, ma questo progetto cinematografico sarà ospitato grazie alla Regione Veneto, che è al servizio della comunità, e soprattutto grazie anche a Veneto Film Commission il 2 settembre alle ore 15 presso l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Quindi approderà a Venezia nel prossimo settembre. Mi toccherà. Ufficialmente. Mi toccherà. E credo che insomma abbiamo segnato un bel punto. Abbiamo tenuto segreta la cosa fino adesso. Il messaggio potente che ha questo progetto. Abbiamo tenuto segreto la cosa perché era giusto e corretto che uscisse da qui la notizia, perché non era corretto fare diversamente. Grazie. È il minimo sindacale. E quindi ecco,
questa cosa che porteremo a Venezia sarà un trailer, non esattamente un trailer, perché è un trailer un po' allungato. Io ho cercato di ridurre il più possibile perché abbiamo cominciato le riprese il 24 di aprile, abbiamo girato a Cittadella 24-25 e il 28 di maggio. Il 28 di maggio, in quel giorno, poi abbiamo avuto la enorme conferenza stampa, che c'era il mondo presente, con grande riscontro anche della stampa, e quindi abbiamo già girato diverse scene molto interessanti, dei quadri molto interessanti, e ho dovuto e devo ridurre per costruire, no, una cosa fattibile. Siamo arrivati a 9 minuti, non riesco meno, perché sennò mi sfugge tutto. E quindi ecco, presenteremo questa opera. Il Presidente non lo sa, ma sarà, che insieme al Sindaco, gli amici saranno relatori. Io l'ho già scritto che sono relatori perché mi hanno chiesto di farlo prima. Io lo scrivo, poi se posso, sai come funziona, poi se possono, vabbè, se no cambieremo. Ecco, che devo fare? Grazie. Quindi materialmente l'obiettivo è veramente presuntuosissimo, questo dovete passarmelo. Vuole veramente essere un momento molto potente, no? di cultura, sì, intellettuale sicuramente, cinematografico, perché no? Stiamo usando, si utilizza il termine usare, ma è corretto tra noi colleghi. Usiamo un cast e una troupe che sono del territorio, ma non solo, anche di Pordenone, ed ecco perché c'è l'incastro. E se rimarrà tempo, abbiamo 18 minuti e 55 che manca, io sono fiscalissimo in queste cose. Presenterò qui uno spot di 1 minuto e 27 secondi che ha vinto il primo premio, vabbè, bisogna dirlo perché così è, in questo concorso nazionale che hanno fatto a Pordenone, su 280, adesso non ricordo quanti sono di tutta Italia che hanno mandato il materiale, proprio sulla violenza di genere. Il titolo era Pari, né schiave né oggetti, solo donne. Abbiamo provato, dico, vabbè, mi hanno chiesto, Rocco, cosa dici? Ci dai una mano? Possiamo scendere? E abbiamo fatto questa cosa, mai ci aspettavamo, lo dico con assoluta modestia, veramente, ma più che vincere, che è positivo come sempre, mi ha un po' scardinato alcuni aspetti, perché l'affermazione, la considerazione che tutti quanti dicevano è mi hai dato un pugno allo stomaco. Io, vabbè, dicevo, va bene, sì, abbiamo fatto questa cosa, no? Ma probabilmente sono stati toccati dei meccanismi, come in questo caso, nel Coraggio di cambiare. L'assessore ha fatto questa affermazione, mi ricordo per la prima volta alla conferenza stampa, questa cosa perché le donne devono avere il coraggio di cambiare. Allora stiamo mettendo insieme una serie di situazioni all'interno che ci auguriamo belle, simpatiche, ma che facciano veramente parlare. Il consigliere aveva fatto questo riferimento. L'obiettivo è che possa circuitare il più possibile. Prego. Possiamo mandarlo? Se vogliamo già mandarlo, se dite, ecco. No. Prego. Scusami, hai già previsto il timing per tutto il discorso? No, ma Enzo dov'è? Ciao a tutti, scusate, ho fatto tardi. Come siamo messi qua, eh? La devi smettere, hai capito? Che stronzo. Ah, la devi smettere, tanto so che ti piace. Se mi aggiusti un po' il trucco, magari cominciamo. Ti va bene così? Ehi, ti sei sporcata, eh? Lo sai dove devi metterti le dita? Forza ragazzi, che registriamo! Sempre pronto e senza turbe isteriche. Spot pari, né schiave né oggetti, solo donne. Scena 13, quarta. Azione! Io sono per l'amore che rispetta,
non ferisce e non uccide. E tu? Vabbè, che faccia tosta. Rocco, però io non posso lavorare con queste 4 sgalettate che non sono in grado. Stop! Scusa Enzo, vieni un attimo, dobbiamo fare 2 chiacchiere di tempo. Ecco qua, questo che a noi sembrava quasi una cosa così, ha messo in moto un meccanismo legato alla violenza, quella nascosta, quella soffusa, quella che no, agisce sempre facendo finta di niente, no? E mai ci saremmo mai aspettati, no? Una risposta di questo genere. Hanno chiesto di portarlo nelle scuole, in Friuli. Il titolo non era questo, Stop. Loro l'hanno chiamato, quando sono premiato, stranamente ha detto, bene, premiamo il Stop. Noi il titolo non c'era, perché questa tecnica che voi avete visto si chiama mockumentary. Adesso non voglio fare il maestrino. C'è la fiction, c'è il docufilm, che il sindaco conosce bene, che abbiamo girato Violante e Bentivoglio in città, e poi c'è il mockumentary, che è una sorta strana, si usa nel cinema, dove noi vediamo una troupe che sta facendo un film, ma nel contempo vediamo già il film. Quindi è una condizione che per il pubblico a un certo punto non capisce cosa sta succedendo, ma è per finta, è per vero. Una delle responsabili della commissione che lavora in comune a Pordenone mi ha detto, quando torna a casa Enzo Cadamuro, peraltro pordenonese, l'uomo quello alto, è un caro amico ed è parte del nostro film, ha detto, me lo porto in ufficio che devo prendere la schiaffi perché mi ha fatto incazzare come una biscia. E detto, va bene, dico, glielo porterò, perché non so che cosa ha fatto scaturire. Questa situazione sarà pervasiva nel nostro film, ma oltretutto ovviamente avrà tutta una serie di come posso dire, di eventi, no? Di personaggi che andremo a scoprire. Avremo il grande Alessandro Brestanello, attore veneziano, si è scusato, ha dovuto andare a fare una visita, non ce l'ha fatta, ma qui abbiamo anche uno che si nasconde sempre, al quale vorrei fare un applauso, che è un grande attore, un grande amico, che è Valerio Mazzuccato, che è nascosto là dietro, che avrà un ruolo anche lui, stiamo definendo un po' di cose. E quindi ecco, stiamo mettendo in moto questo meccanismo affinché si possa portare a casa un risultato che speriamo, anzi dobbiamo avere, no, al meglio possibile. Altre cose, abbiamo presenti molti attori, molte figure. Abbiamo il nostro compositore Corrado Martinello, abbiamo Adriana Montanaro e Jessica Pompa, sono dietro a voi, le vedete, sono presenti nel film. Loro sono rispettivamente ciacchista e segretaria di edizione, ma attivamente si mischiano sempre in questo ruolo. Poi abbiamo Lucia Penzo, attrice che lavora nel nostro film, abbiamo Cinzia Fabris, abbiamo Sabina Revolon, abbiamo Martina Bello, abbiamo Iden Perla Taroschi, c'è un cognome Olocambi, cara mia, che è pronunciabile, ma insieme a noi abbiamo anche il nostro amico Jonathan Ronco, uno dei nostri ragazzi. Può venire accanto a me? Sì, può venire qui con me. Vieni Jonathan. Sei tu il comandante adesso. No, ho capito. Sei ancora agitato? Un pochino. Respira bene, tranquillamente. Intanto qui sono tutti amici, vedi, sono tutti qui presenti. Poi sei stato sul set con me e hai timore. Un saluto ai nostri amici. Jonathan interpreta chi? Ti ricordi? L'impiegato Antonio Visentin. Parla assolutamente in dialetto veneto. E che cosa fa questo? Ti ricordi cosa fa? Deve dire al presidente che all'avvocato che è aspettato in ufficio per una cosa urgentissima. Bene, lui ha scelto di essere con noi, avrà altre diciamo, scene, vero? Era un po' così, no agitato, ma era un po' emozionato di essere in questo bellissimo palazzo, vero? Sì. Con tanti amici, Sì, sì. però hai visto che sono tutti carini, sono tutti disponibili. Va bene? Grazie mille, attento. Grazie Donata, grazie. Perché questo? Bravo.
Lui sì, sudore. Perché? Perché l'associazione Aiutismo, col quale, ripeto, io collaboro, ha dato un imprinting fortissimo e all'interno del nostro film abbiamo deciso di utilizzare, sempre col discorso di prima, questi ragazzi che, come voi ben sapete, insomma, non tutti sono come Jonathan purtroppo, ma Jonathan parla tranquillamente, lui lavora, è un 100 alle scuole superiori, quindi non è proprio, no, ha il suo bel ruolo, e insieme ad altre persone porterà, diciamo così, una lettura diversa, no, di quello che è. Disabilità a me non piace troppo, no? Ma è un modo diverso di vivere, mutiamola così, va bene. Quindi avremo addirittura tra diciamo, gli amici che ci daranno un sostegno, una voce storica della radio italiana di Studio 105, che è Fabrizio Cerutti, pordenonese, e quindi il cerchio comincia a chiudersi, che sarà la voce over diciamo, di alcuni speakeraggi, questo è importante, ma tanti altri. Abbiamo il nostro fotografo di scena, che è il nostro Paolo Franchini, venuto appositamente, dimentico nessuno, no, di quelli presenti, meno male, se no si arrabbiano, ma tantissimi altri, e altri stiamo cercando, perché, come stavo dicendo, non è completa, la sceneggiatura la sto costruendo in base a il denaro che correttamente entra, e quindi noi facciamo operazioni sempre molto chiare, molto limpide. Moltissime aziende ci stanno chiedendo informazioni su questo, noi ci recheremo sia con loro, per esempio posso dirlo, avvocato di cosa faremo a Galzignano, faremo una conferenza stampa anche lì. Era nata per essere fatta all'interno della sala consigliare del comune, addirittura invece è stato chiesto di poterla fare in un grande centro golfistico. Perché? Perché vorranno invitare tutti gli imprenditori della zona per capire, perché questa è un po' la nostra volontà. Diciamo così che la Regione Veneto sta dando un grande sostegno e un grande aiuto a questa operazione, come tutti i comuni e come tutte le amministrazioni. Ma io credo che, oltre che invitare qui accanto a me il presidente dell'associazione Cesare Giaretta, ci sono rimasti 2 minuti e mezzo di intervento, quindi sarà difficile. Presidente, prego. Qui. Di là. Presidente, qui, grazie. Sì. Giusto così. Bene, quindi lascio la parola a lui, per poi facciamo i saluti di conclusione di rito. Di solito si finisce in bellezza, quindi aspettate un attimo prima di dire che il proverbio, il modo di dire abbia effetto. Io sono il presidente da 6 anni di questa associazione. È una piccola associazione, e quindi cosa ci fate qua dietro? Io spero che le arance siano buone, come dico sempre, perché è un argomento abbastanza pesante e abbastanza forte. Noi come associazione ci impegniamo a evitare la ghettizzazione, soprattutto delle persone che sono in uno stato un po' particolare. Quindi esaltiamo le loro abilità, e cosa facciamo? Facciamo delle attività che possono poi servire anche nella vita. Abbiamo un food truck dove avrete modo di assaggiare anche i nostri panini, eccetera, eccetera, dove cerchiamo di coinvolgerli nei tempi in cui hanno. Facciamo una rappresentazione teatrale che si chiama Babbalbero e la foresta cantata, dove Rocco è l'uomo delle 1000 vesti, e quindi fa anche il regista di questa e andiamo in giro per i comuni, dove presentiamo prima con una fase iniziale di coinvolgimento, perché è difficile, ma c'è un'associazione che fa, eccetera, nessuno va perché di solito si ha paura se non si è in grado di poter gestire, eccetera, eccetera, oppure si mette in difficoltà. Invece la disabilità è una cosa che viviamo tutti i giorni. Io dico sempre, mettiamo una telecamera in casa e capiamo se le persone che sono dentro sono tutte quante abili. Abbiamo l'orto, gli animali, eccetera, eccetera. Io tengo una multipla per portare via, eccetera, eccetera. Se c'è il ragazzo che ha paura del cane, la mamma sicuramente ha paura del cane, quindi quando io guido,
il cane mi fa assistente e il ragazzo che ha paura è una forma di pet therapy, che ovviamente capisce che ovviamente i cani non fanno paura e si abituano. Cioè facciamo tutta quanta una serie di attività per togliere le ansie, per togliere e soprattutto divertire, con una sede che adesso vorremmo ampliare, quindi io dico sempre scherzosamente siamo come i contadini senza le vacche, quindi d'inverno non sappiamo più cosa fare, e quindi perché i spazi ci vogliono tutte quante gli adeguamenti eccetera. Essendo una piccola realtà ovviamente ci vorremmo far anche conoscere, quindi con tutte quante queste attività siamo fuori e facciamo e stiamo alla finestra, fra cui siamo anche produttori, non perché siamo ricchi, perché come dicevo al sindaco, ci sono dei fatti che poi ti aiutano nella vita, come si chiama? Si chiama, non so, provvidenza, si chiama in tanti modi, interviene. Io mi fermerei qua perché il tempo è scaduto. Ho visto che Rocco si è fatto il segno della croce e quindi no, guarda, abbiamo il timing, quando parlo io abbiamo il il cambiamento, stavo dicendo che il cambiamento è insito in noi, vorremmo sempre cambiare nella nostra vita. Qua faccio la battuta, spero che non assista mia moglie questo piccolo discorso che faccio, perché ovviamente se no mi interrogherà, mi dirà, ma che cavolo dici? Perché ci sono sempre delle migliorie nella vita, ci sono sempre i cambiamenti, fanno bene, soprattutto ti tolgono la paura di fare le cose, quindi facendole fare sicuramente tutti ne traiamo poi vantaggi. Grazie mille Cesare. Prego. Bene, Presidente, io come notizie avrei terminato. Se esiste il momento di qualche domanda si può fare, se no lascio... Se ci sono domande senz'altro si possono fare. Io se posso, Rocco, io volevo dire, se dobbiamo chiudere, ormai il tempo sta scadendo. Abbiamo 3 minuti e 47 secondi. Esatto, è veramente diventato bravissimo, potrebbe gestire, se no ragazzi... Se pensate che un secondo in cinema può costare anche 10.000 euro, quindi immaginate il tutto. Il tempo è molto prezioso. Poi denaro, esattamente sì. No, volevo dire una cosa mia personale. Con grande piacere. E poi era un po' la conclusione di questo momento. Intanto nel ringraziare anche noi vogliamo ringraziare di questa grande opportunità di aver ospitato questo grande progetto e presentarlo in questa sede, questo grande progetto. E devo dire che il Coraggio di Cambiare rappresenta, come dicevo all'inizio, per noi, per la Regione Veneto, uno degli strumenti, delle leve fondamentali e più efficaci per raggiungere e far crescere dentro la nostra comunità qualcosa di importante che possa essere poi lo è già con il grande lavoro che state facendo voi nell'associazionismo, nelle istituzioni, tutti insieme riusciremo a raggiungere sicuramente l'obiettivo di avere una comunità ancora più coesa, una comunità che sa essere coesa e soprattutto aperta, ma soprattutto sa avere cuore. E mi sta tornando lo stesso problema che ho avuto prima. Io quando ho visto lo spot ho avuto i brividi. E essendo anche un maschietto vi chiedo scusa. Perché, vedi, Rocco, se posso dire, darti del tu in questo frangente. Ma ci mancherebbe altro. Noi stiamo facendo una grande battaglia tutti insieme, anche questa sede istituzionale abbiamo approvato anche una legge importante a cui ho anche lavorato molto anch'io. E quando ho visto quelle immagini, che è chiaro che era un messaggio, uno spot, insieme poi al grande progetto che è il Coraggio di Cambiare, spero tanto, e concludo così, che quest'oggi siamo riusciti e riusciremo a raggiungere tantissime persone, tantissimi nostri concittadini anche fuori dai confini veneti, con un messaggio potente che non è solo quello di questo progetto, ma quello di una comunità veneta che sta guardando in faccia ciò per cui deve cambiare e migliorare. E lo facciamo, come si diceva anche prima, guardando magari anche dentro le mura domestiche. Chi fa istituzione, chi amministra sa che ci sono tante verità nascoste dentro le mura domestiche delle nostre case, delle nostre abitazioni, dei nostri uffici, delle nostre aziende, dei nostri negozi. E quindi mi sentivo di dire questa cosa, di chiedere scusa, perché non è, credo, un qualcosa di, io lo definisco incredibile,
e probabilmente accade ancora. Quindi speriamo di riuscire a recuperare quella creatività, eleganza e rispetto che non solo è doveroso, ma che evidentemente nel corso degli anni si è insinuato silenziosamente che noi dobbiamo sradicare al più presto, soprattutto per insegnare ai nostri figli il giusto messaggio, il giusto rispetto. Grazie davvero di cuore, grazie del lavoro straordinario che stai facendo, grazie a tutte le istituzioni, le imprese, le aziende che stanno supportando con noi questo grande progetto. Io direi che uso l'ultimo 25 secondi per dire una cosa. Per il trailer? Beh, giusto? quello spero sia il minimo sindacale. Noi a settembre riprendiamo, perché è biennale, un grande festival del cinema che è il Geo Film Festival, ma notizia proprio di ieri, faremo una trasmissione televisiva collegata, si chiamerà Container, al quale tu sarai invitato. I temi del nostro festival sono proprio questi: territorio, ambiente, inclusione, e quindi credo che si chiuda un po', dura un anno, e quindi faremo 12 puntate su Telechiara, e spero che, anzi sanno già alcuni che saranno ospiti, ma proprio per andare a pescare e a vivere e a leggere i temi che il cinema spesso mette in piazza, no? A volte bene, a volte male, ci mancherebbe altro. Noi siamo presuntuosi sì, ma anche realisti, nel senso che quello che potremo fare sarà il meglio, ma proprio perché confermo, anzi ti ringrazio delle parole squisite, e confermo questo obiettivo e questa voglia di fare. Grazie ancora. E complimenti a tutti.